L'Europa è un continente enormemente ricco d'acqua dolce, ma che rischia di diventare incredibilmente povero d'acqua potabile. Un vero e proprio paradosso dovuto ai sempre più frequenti casi di inquinamento delle falde acquifere in tutta Europa. Un problema che riguarda da vicino l'Italia e il Veneto. Basti pensare al disastro dell'inquinamento da mercurio delle falde acquifere nei comuni di Treviso, Preganziol, Casier e Quinto. Uno scempio ambientale che va avanti ormai da anni e che minaccia la salute dei cittadini trevigiani. Lo scorso maggio l'ARPAV ha accertato la presenza di mercurio in pozzi a profondità compresa tra i 180 e i 300 metri, in un'area di oltre 16 km². In questa zona l'ARPA ha rilevato ben 137 pozzi su 518, quindi 1 su 3, contaminati da mercurio. Una situazione non grave ma gravissima, peggiorata dal fatto che gli esperti stimano che per smaltire tutto questo inquinamento ci vorranno almeno 10 anni. Stiamo parlando dell'acqua che ogni giorno esce dai rubinetti delle nostre case, dell'acqua che usiamo per lavarci ma soprattutto per bere. Come consigliere provinciale avevo già presentato un'interrogazione per denunciare il problema e chiedere anche a Regione Veneto e Governo nazionale norme più severe per tutelare le nostre acque e la nostra salute. Purtroppo, a quanto pare, le amministrazioni italiane hanno altro per la testa. Per loro, evidentemente, la tutela della nostra salute non è una priorità. Per questo motivo ho intenzione di portare questa battaglia in Europa, perciò voglio chiedere alla Commissione europea cosa intende fare per proteggere la qualità delle falde acquifere. Uno dei problemi che l'Europa e soprattutto l'Italia deve infatti affrontare con massima urgenza è costituito dallo smaltimento illegale dei rifiuti, un problema che purtroppo tocca anche il Veneto. Nel mio comune di Paese, in provincia di Treviso, ad esempio, ci sono diverse discariche che negli anni hanno causato gravissimi fenomeni di inquinamento, come la discarica Tiretta di Padernello. Non è finita qui, la Regione Veneto consente di realizzare cave di ghiaia sotto falda, ovvero all'interno della falda acquifera. Una cosa assolutamente irresponsabile che mette a repentaglio quelle falde da cui si servono i nostri acquedotti. Vista l'indifferenza della nostra amministrazione a questi problemi e alla salute dei suoi cittadini, non ci resta altro da fare che chiedere all'Europa di intervenire con norme più rigide in materia di discariche e con il divieto di escavazione sotto falda.